ci siamo, finalmente siamo al giorno attesissimo della finale e come aveva pronosticato molto coraggiosamente mia sorella, la finale sarà stasera Italia-Polonia. No, perché io non l'ho pronosticato, ve lo dico subito, siccome io sono una scaramantica proprio di quelle che si fermano quando vede passare il gatto nero, per cui non mi sono assolutamente arrischiata a dare, però nel mio cuore, nella mia testa, anche io avevo previsto questa finale. Ne parleremo ampiamente. Oggi abbiamo ospite in studio. Come al solito do la parola a mia sorella per la presentazione di questo abbiamo personaggio. oggi Corrado Scavino, general manager di Catania Volley Academy, l'ho detto giusto o no? Accademia Volley, ma è uguale. No, vabbè, è uguale. Invertendo l'ordine dei fattori. Che cosa devi dire la sbagli? Lo so, sbaglio sempre perché io non leggo, a differenza di te, io non leggo perché dovrei mettere gli occhiali, ma comunque volevo un attimo rubare, perché ho promesso a mia sorella da 2 giorni una rivelazione shock. Esatto. Nel senso che io vorrei chiedere al direttore se è possibile, quando cioè, la trasmissione, sì, Tiziana Donatella Pizzo, però vorrei che si cambiasse in conduce studio Tiziana Pizzo e io vorrei assegnato il ruolo di opinionista, mi renderebbe molto più serena e tranquilla. Quindi da oggi io sono una semplicissima opinionista che affianca una strepitosa conduttrice. Detto questo, che non ti piace, io rimango senza questo, parole perché e sono 2 giorni che mi dice ti stronco, in effetti mi ha stroncato. Prego. Quindi dopo aver fatto la prima gaffe, vabbè, Corrado non credo che abbia bisogno di presentazioni perché insomma una vita da allenare, sei stato responsabile FIPA, com'è questo salto dall'altra parte della barricata? Stressante, è più bello allenare? È più bello allenare, però siccome ero arrivato, perché io ho fatto dall'81 al 2021, quindi ho fatto 40 anni precisi, quindi ho deciso di basta. Anche perché ho iniziato troppo, io dico sempre, ho iniziato troppo presto tutto troppo presto. Nel 90 mi hanno dato una Serie B, quindi ero ancora un ragazzino, ho fatto 30 anni consecutivi in Serie B, quindi basta. No, ma come noi abbiamo detto basta. Bisogna trovare nuove. Esatto. Avevo bisogno proprio, avevo cambiato per un attimo sesso, ero andato nel maschile per provare, ho fatto 2 anni lì, poi sono ritornato al femminile, però il fatto di allenare vedevo che era una cosa che si era esaurita. Vabbè, ci parlerà ora di questa bellissima esperienza col Catania Volley. Catania Volley va benissimo. Catania Volley va benissimo. Do la parola alla conduttrice. Allora, visto che conduco io, ho deciso che adesso parliamo delle 2 splendide semifinali che hanno portato alla finale di stasera. La Polonia che ha battuto la Slovenia, dell'Italia con la Francia ne parlerò subito dopo. Ma mi interessava parlare e coinvolgere anche il nostro ospite, l'opinionista che si è autoproclamato in questo momento, l'opinionista Donatella Pizzo, sulla partita della Polonia-Slovenia che ha diciamo confermato quello che io dico sempre, che dipende tutto dall'alzata. Perché? Perché Polonia-Slovenia è iniziata con un equilibrio incredibile, stavano 1-1, partita bellissima, molto combattuta. All'inizio del terzo set purtroppo si fa male alla caviglia il regista, il palleggiatore, che si chiama, lo devo leggere, Gregor Ropret, e entra a sostituire questo grande palleggiatore il secondo, che non era assolutamente all'altezza della situazione. Secondo me non è stato assolutamente all'altezza della situazione, un palleggiatore molto, mi diceva mia sorella, appunto scolastico, cioè proprio palla alta alla mano quasi sempre. No, niente, purtroppo la Slovenia ha subito il contraccolpo di questo infortunio, e visto che la pallavolo proprio dipende tutto dall'alzata, nessuna cosa poteva confermarlo più di questo. Dopodiché la Slovenia si è trovata estremamente in difficoltà. Ricordiamo che la Slovenia aveva già battuto in semifinale proprio la Polonia, l'aveva estromessa dalla finale nei 2 europei precedenti, quindi era una squadra assolutamente a livello polacco. D'altra parte c'è da dire che la Polonia ha fatto la sua signora partita con uno strepitoso, Leon, che ha fatto 31 punti, compresi 3 muri, e lo abbiamo visto, ne parlavamo con Donata proprio durante la partita, lo abbiamo visto estremamente coinvolto. Di solito lui è una persona molto apatica, fa punto, si gira dall'altra parte, cioè non è che coinvolge. Invece questa volta, vero Donata, l'abbiamo visto molto
partecipe sì, diciamo con i che compagni. probabilmente si sarà un po' anche stufato di arrivare ai grandi appuntamenti e insomma negli ultimi anni ha perso l'Europeo, ha perso il Mondiale anche col club purtroppo, quindi insomma si è messo un po' la squadra sulle spalle. Un carattere un po' difficile, diciamo, probabilmente, o no? Io devo dire la partita non l'ho vista, però sul fatto di Leone sono d'accordo, perché a me sembra un grande incompiuto questo giocatore, è di una potenza, di una forza incredibile, però ogni volta quando me lo guardo sembra sempre che mi manchi qualcosa. Sicuramente un grande giocatore deve essere anche un grande trascinatore, un grande leader. Adesso io non lo so come che è, probabilmente lo sarà dentro lo spogliatoio, ma quello che traspare fuori non lo è assolutamente. Però devo dirti che appunto la parola giusta è apatico. È apatico. In questa partita proprio aveva uno sguardo io non ho visto partita, non sapevo il fatto del palleggiatore, mi pare che spieghi tutto, perché io ritengo che la pallavolo è nelle mani dei palleggiatori, cioè io quando facevo squadre partivo sempre, il primo giocatore doveva essere il palleggiatore o la palleggiatrice. Esatto, adesso parliamo invece della partitissima Italia-Francia, dominata come punteggio infatti 3-0, però la partita è stata bella tosta, diciamo che l'Italia con una difesa fenomenale e con un gioco veramente diretto da Giannelli in modo magistrale è riuscita a controbattere su ogni attacco francese. C'è da dire che la Francia aveva fuori Ngapet, aveva fuori Tilly, aveva fuori Clemenceau, una panchina lunghissima. Nonostante questo l'Italia ha saputo veramente giocare una splendida semifinale e adesso tutto nell'ottica di questa partita di stasera che siamo tutti qui ad aspettare e speriamo di... Io non dico niente, come al solito per scaramanzia, io non dico niente. Comunque stasera grande finale Italia-Francia e Italia-Polonia. Per il collegamento con la storia noi non ci facciamo mancare niente ed abbiamo nostro gratitissimo ospite niente poco di meno che Paolo Tofoli, che è praticamente il palleggiatore della generazione dei fenomeni, e quindi gli diamo subito il benvenuto. Ciao Paolo! Buongiorno a tutti! Ciao Paolo! Paolo, noi riassumo brevemente, ma poi ci dirai tu, 342 partite con la maglia azzurra, quindi voglio dire è uno dei rappresentanti più longevi dell'Italia, che ha fatto praticamente 4 Olimpiadi, poi mi correggerai se sbaglio, riuscendo a prendere 3 medaglie. Abbiamo detto argento nel 96 è la partita di cui ci occuperemo per questo angolo della storia, poi bronzo a Sydney nel 2000 e argento ad Atene nel 2004, è corretto? Corretto, sì. Corretto. Ha studiato, ha fatto i compiti. Ho studiato, mi sono dedicata a te un paio di giorni. Ascolta, parliamo appunto di questa partita con l'Olanda, persa 3-2, un drammatico 3-2, che ci fece perdere la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Dici qualcosa di questa partita? Ma sì, ma c'è da dire che in quegli anni ci scontravamo spesso con l'Olanda. L'Olanda era una squadra ad altissimo livello, purtroppo quel 96 perdemmo 3-2, però c'è da dire che l'anno prima all'Europeo lo abbiamo vinto noi nella finale del 95 ad Atene, il Mondiale nel 94 l'abbiamo vinto noi sempre ad Atene, sempre in finale contro loro, gli Europei del 93 andando indietro abbiamo vinto noi sempre la finale con loro, ci eliminarono a Barcellona ai quarti di finale nel 92, c'è sempre stato uno scontro ad altissimo livello. Sì, c'è da dire che loro ci hanno fatto fuori sempre, ci hanno battuto le Olimpiadi. Sì, no, c'è stato un attimo che si era persa un attimino la linea. Mi ricordo, cioè non è che mi ricordo perché io in memoria ne ho notoriamente pochissima, però ho dato un'occhiata alla partita proprio ieri, a questa partita, e diciamo che tu eri partito fuori, se non sbaglio, era Meoni in campo il primo set? Sì, diciamo quel periodo lì Velasco aveva provato spesso Meoni, io sono entrato in un secondo momento, quindi non è stato, diciamo, facile
diciamo, Velasco quell'anno lì non mi diede completamente fiducia, diede fiducia a Meoni e niente, però insomma abbiamo lottato e si perse per pochi punti. Ma ti è rimasta diciamo, questo rammarico sicuramente a te come a tutti gli altri, questo fatto dell'Olimpiade, no? Ma certo, è un po' ancora, diciamo, brucia, perché non ho vinto la medaglia d'argento ma ho perso la medaglia d'oro, diciamo. Questo è stato purtroppo perché era, diciamo, l'unica cosa che ci rimaneva da vincere, se no noi come nazionale abbiamo vinto tutto. Avevate vinto tutto. Ma avresti cambiato qualche titolo di campione del mondo con la medaglia olimpica? Sì. Visto che hanno vinto te. Avresti barattato? Sì, io sono 2 volte campione del mondo, magari sì, una medaglia d'oro olimpica forse sì. L'avresti barattata. C'è un episodio particolare di quella partita, episodio in campo, un'azione che può aver determinato un andamento particolare del set della partita? Ti ricordi qualcosa di questo tipo? No, ci sono state tante azioni difficili ricordarsi un momento, è sempre stata una partita d'altissimo livello, punto a punto, purtroppo ci hanno superato nel punto finale, l'ultima palla l'ha messa loro a terra, però insomma c'è da dire che con loro abbiamo fatto sempre dei grandissimi scontri, giocatori bravissimi gli olandesi, che dico sempre che loro sono cresciuti anche nel nostro campionato italiano, perché loro giocavano tutti nel nostro campionato e insomma, sono stati degli incontri, degli scontri epici. Sì, il nostro ospite qui, Corrado Scavino, vorrebbe farti una domanda da Scavino, allenatore. che è un ex tecnico che ora è passato dall'altra parte della barricata a fare il general manager. Vuoi approfittare di Paolo per fargli una domanda? Intanto è un piacere parlare con lui, perché tutti praticamente... Per noi nel nostro immaginario è il palleggiatore. Il palleggiatore. Adesso la prima domanda che mi viene in mente è questa nuova nazionale che abbiamo. E, ecco, secondo me si basa anche lì su un grande palleggiatore, non ci sono dubbi. Probabilmente forse il migliore del mondo, anzi senza probabilmente. Tu vedi dei parallelismi con questa nazionale che c'è adesso, anche perché secondo me è un tecnico che è un grandissimo gestore di risorse, che tu conosci bene d'altronde. E secondo me è un gruppo, è un bel gruppo come lo eravate voi, ecco. Se tu vedi qualcosa che può associare a quel gruppo, ecco. Ma un po' sì, perché noi eravamo un po' outsider, eravamo tutti giovani. Io avevo 23 anni quando siamo diventati campioni d'Europa nell'89, poi 24 nel 90 campioni del mondo. E tenete conto che nell'88 a Seul l'Italia arrivò 11ª alle Olimpiadi, dopo nell'89 venne Velasco, ci chiamò, fece le varie convocazioni e la prima riunione ancora mi ricordo ci disse: guarda, noi ragazzi dobbiamo arrivare tra i primi al mondo. Tra i primi al mondo noi ci guardavamo un po' tutti quanti come per dire questo è andato di testa, è fuori di testa. Invece piano piano già subito campioni d'Europa, campioni del mondo, eravamo outsider, eravamo tutti giovani. C'è da dire che la nostra ossatura era una squadra che già aveva giocato insieme in nazionale juniores, io, Zolzi, Gardini, Cantagalli, e quindi diciamo un po' si potrebbe fare un paragone con questa nazionale di De Giorgi, che ha chiamato tanti giovani, ha ricostruito una nazionale, infatti è una nazionale che può durare per parecchi anni. A proposito, visto che siamo passati a parlare della nazionale di adesso, non ti dico assolutamente un pronostico, non ti chiedo un pronostico per la partita di stasera, ma un tuo parere su come potrà andare questo incontro? Ma è un 50 e 50, insomma, perché la Polonia è una squadra fortissima. Sì, c'è da dire che l'Italia gioca in casa, gioca a Roma, sarà stracolmo di gente, però è una partita secca, tutto può succedere. L'Italia sta giocando molto bene, è una squadra molto equilibrata, gioca con molto entusiasmo, però la Polonia ha tanti elementi fortissimi, quindi vedremo. Una partita, ogni partita è una storia a sé, vedremo stasera cosa riuscirà a fare l'Italia. Naturalmente tutti
tifiamo che vinca, anche perché sono sempre vittorie importanti per tutto il movimento. Assolutamente. Donata voleva dirti Sì, qualcosa? ma tu hai allenato in Sicilia, a Brolo? Sì, Sì. Ora la tua carriera di allenatore continua. Poi ti volevo dire una cosa, questa cosa che comunque tu palleggiatore, Fefè palleggiatore, Gerbic palleggiatore, secondo te questo fatto che questi grandissimi palleggiatori siano diventati anche degli ottimi allenatori può in qualche modo Significare qualcosa? significare? Ma diciamo che il palleggiatore è quello che fa da tramite con l'allenatore, tra allenatore e squadra. È diciamo una sorta di allenatore in campo, è uno che deve sempre ragionare, deve sempre pensare a far giocare il meglio possibile la squadra, quindi un po' diciamo siamo portati, anche se avete fatto diciamo grazie dei paragoni, però De Giorgi allena, io sto allenando una 3, sì, ho allenato anche una 1 a Castellana Grotte, ho sempre allenato la 2, quindi De Giorgi ha fatto un'altra carriera, anche se allena da tantissimi anni, è allenatore nazionale, lo stesso Nicola Gibbs allena una nazionale polacca, quindi grazie No, ma per in il paragone. effetti sì, no. L'altra sera alla partita ho notato che spessissimo Fefè parlava con Giannelli e poi c'è stato un momento in cui Giannelli era seduto in panchina, era molto teso, lui non so che, pagherei per sapere cosa gli ha detto, si è aperto un sorriso a 32 denti, cioè proprio anche questo fatto di, vedevo che continuamente parlavano, quindi sono molto in sintonia. Evidentemente proprio Fefè, e vabbè si vede che Giannelli comunque guida la squadra, essendo l'anziano, avendo solo l'anziano. Però l'altra sera veramente Giannelli secondo me è stato strepitoso, ha fatto quell'alzata in ginocchio dal posto 5, cioè è stata una cosa veramente da pelle d'oca. Sì. Quindi si vede che proprio hanno in mano la squadra e il gruppo. Un'ultima domanda volevo farti a te allenatore, mi pare di aver visto che tu hai allenato sia squadre maschili che femminili, questa domanda sicuramente te l'avranno fatta milioni di persone, però voglio sapere da te quale differenza trovi nell'allenare le donne rispetto agli uomini? Ma questa domanda me l'hanno fatta in tanti. Esatto, io lo so. ho fatto allenare le donne sì qua a Pesaro, la Scavolini Pesaro, cominciai a allenare, ho iniziato a allenare una squadra che aveva vinto 3 scudetti di seguito, quindi io da novello allenatore non è stato facile, però non avevo paura di questo. Diciamo a differenza sostanziale, la palla è rotonda, il campo è quello, gli esercizi sono sempre quelli lì. Naturalmente esercizi tarati in modo diverso, perché nella pallavolo maschile c'è una forza, c'è una potenza superiore, però diciamo la differenza principale è un po' la sensibilità del mondo femminile rispetto a quello maschile, che dovevo soppesare qualsiasi parola perché me la tiravano fuori, magari con gli uomini è forse più facile dialogare, con le donne siamo complicate. Faccio un esempio, parlavo 5 minuti con una ragazza, dove magari parlavo con un'altra ragazza per 10 minuti, già loro andavano a vedere ma perché Paolo ha parlato 5 minuti in più con lei e non con me, cioè vanno a vedere, questo l'uomo non se ne frega di queste cose qui, sì, però l'uomo fa più lisso, è più tranquillo. Diciamo, anche perché l'uomo è un po' più superficiale da questo punto di vista qui, si fa scivolare le cose di più, quindi diciamo comunque è sempre uguale, insomma, è uguale, è difficile uguale o facile uguale, insomma è uguale. Va bene Paolo, noi abbiamo esaurito il tempo, è stato veramente bellissimo parlare con te, anche perché il ricordo del tuo modo di giocare è ancora assolutamente vivo nei nostri pensieri. Ti disturberemo di nuovo durante l'anno per sapere come va il tuo lavoro e per la Superlega, se possiamo approfittare ancora. Grazie, ma molto volentieri, grazie a voi. È stato molto emozionante. Grazie Paolo. Ciao Paolo. Alla prossima, buon lavoro. Ci sentiamo, ciao. Grazie. Abbiamo appena salutato Paolo Tofoli, veramente è stato un bellissimo collegamento con la storia e con un mito della pallavolo. Volevi fare una domanda appunto in base a quello che ha detto
Paolo, riguardo la differenza fra i due tipi di allenamento, dimmelo. Sì, praticamente questa differenza visto che lui ha allenato sia gli uomini che le donne, nella mia carriera pur breve di allenatrice, anch'io ho allenato in B1 maschile e poi ovviamente sempre le donne. Ora c'è Velasco che ha allenato sia maschile che femminile, Bernardi che sta passando al femminile e anche Corrado. Quando eravamo in silenzio mi ha confessato che ha allenato sia uomini che donne e quindi... Sì, io ho allenato 2 anni l'Avimec Modica, quella che adesso ne ha 3, siamo andati dalla B2 e poi siamo andati in B, e quindi ho fatto questi 2 anni. Secondo me Paolo è stato un buono, perché secondo me la differenza è abissale. Non voglio dire 2 sport diversi, ma nella gestione sono 2 sport diversi, perché dentro lo spogliatoio cambia tutto completamente. Ha detto il discorso che tu parli 5 minuti con una, eccetera. Non mi soffermerei solo a quello, perché è veramente ampia. La forbice secondo me è molto molto larga, perché la gestione del femminile è delicata, deve essere perfetta, però c'è da dire che tatticamente io nel maschile ho portato tanto, almeno a detta dei giocatori, perché nella femminile siamo un pochettino più meticolosi, perché il discorso muro non è così influente come nel maschile, e quindi una correlazione cosiddetta muro-difesa ha un'importanza, una valenza incredibile da noi, nella femminile parlo, e quindi dal punto di vista tattico siamo più ripetitivi, più pignoli, più precisi. Poi dal punto di vista muscolare è meravigliosa la pallavolo maschile. Io mi sono divertito 2 anni, anche perché ho avuto la fortuna di avere dei ragazzi favolosi che non mi hanno dato un problema, ma in generale secondo me la gestione del maschile è molto molto più semplice, e questo non significa che sia più facile, è più semplice e quindi la vivi in maniera più serena, ecco questo. Sì, ma sicuramente è così, pur essendo ovviamente donna, devo dire che avete ragione, perché comunque si vede anche in questa gestione delle 2 nazionali. Gli uomini alla fine, qualsiasi cosa accada, si è visto, vanno in campo, giocano, non gliene frega niente di nulla. Magari in effetti devo ammettere che nel femminile questo... sorta di purtroppo competizione, cioè andiamo anche alla banalità, cioè lei ha avuto più interviste, lei è andata in televisione, sì. Lei è più bella, lei ha il fidanzato più figo, queste cose purtroppo io lo ammetto, in effetti sono diverse, ripeto, io ho provato anche e devo dire che quando ho allenato la Saturnia in B e mi sono divertita tantissimo, ed è vero, la gestione psicologica è un abisso. E tra l'altro io credo, scusate un po', che noi quando vincevamo, quando eravamo insomma non avessimo questi problemi, cioè noi da quel punto di vista secondo me eravamo molto maschili, anche perché l'insegnamento era quello di mia mamma: andate in campo, giocate e divertitevi, poi se non siete amiche fuori, se non vi vedete fuori non ce ne frega niente, l'obiettivo era quello, comunque il divertimento, poi chiaramente la vittoria è il miglioramento, però purtroppo devo ammettere che è vero, le donne sono veramente delle gran rompiscatole quando giocano a pallavolo. E allora torniamo invece, questa è la mia opinione, ma io sono d'accordissimo. Quindi siccome oramai sono opinionista ufficiale, da giocatrici, da ex giocatrici, mi ricordo sì che appunto non era sempre facilissimo gestire il gruppo femminile, forse appunto un'allenatrice donna come era lei, l'unica in quel momento a grandi livelli, la mamma, ha trovato sicuramente la chiave giusta per portarci a quei grandissimi risultati. Adesso, chiudendo questa parentesi un po' diciamo autoreferenziale, ritorniamo agli europei, alla rubrica dei numeri. 2 più 2 ha fatto 5. I numeri di oggi sono secondo me bellissimi, come sempre. Vi dico prima uno per uno e poi ve li spiego sempre uno per uno. I numeri di oggi sono 804, non ve lo potete giocare, quindi mi dispiace perché è un numero troppo alto. Il 5, il 31, il 64 e il 10. Ora ve li spiego uno per uno. 804 sono le presenze in nazionale in totale collezionate da Andrea Giani, il nostro
Andrea Giani, allenatore della Francia, che ieri è uscito sconfitto, e Fefe De Giorgi. Sono stati compagni di nazionale per tantissimi anni, sono stati proprio l'ossatura della generazione dei fenomeni, e insieme 474 è il record appunto di Giani, è il giocatore che ha vestito per più volte la maglia azzurra, e Fefe con i suoi 330 330 presenze, voglio dire, anche lui è stato un grandissimo rappresentante. Il 5, perché il 5? Perché il 5 sono la sequenza di battute di Riccardo Sbertoli, sempre nella partita di semifinale con la Francia, quando l'Italia stava combattendo ancora, perdeva 18-17. Entra Riccardo Sbertoli, che di solito entra in battuta con notevoli risultati, ma stavolta è stato veramente fenomenale e ha in pratica ribaltato il risultato di quel set. Ma non soltanto è stata importante questa presenza, anche perché Fefe lo ha tenuto in campo, ma non ha sostituito Mosca, non ha sostituito Giannelli, quindi Giannelli è andato in difesa al posto 6, giusto, e lui è rimasto in 1 a palleggiare, e questa scelta tattica è stata, azzeccatissima e vincente, tant'è vero che hanno capovolto il set e hanno vinto il primo set. 31 invece torniamo un attimino indietro, perché c'è stata, prima di arrivare alla Francia, l'Italia ha sofferto, ma è stata una partita spettacolare, ha sofferto ai quarti contro l'Olanda, appunto dicevamo, 3-2, una partita veramente super, e 31 sono stati gli attacchi di Nimir. Come se vi ricordate nella puntata precedente, io avevo detto appunto che l'Olanda era leggermente squilibrata, nel senso che aveva questo fortissimo giocatore e gli altri giocatori di livello leggermente più basso. E in effetti così è stato, e questo non è bastato. C'è la dimostrazione che un solo giocatore, seppur fortissimo come è stato Nimir con i suoi 31 punti, non è riuscito a portare comunque la vittoria a casa, perché l'Italia col suo equilibrio, con la sua compattezza, è riuscita ad apportare in porto questa partita. Sto per finire, gli ultimi due. Lo sguardo di sopportazione di Donato è veramente la dice tutta. 64, finalmente ho trovato una percentuale, 64% di Romanò, che per un opposto in una partita di 5-7, sempre stiamo parlando con l'Olanda, è sicuramente un risultato notevolissimo. In ultimo il 10, perché 10? 10 è il voto che io, anzi direi 100, posso cambiarlo con 100, lo posso cambiarlo con 100, Donatella? Sì. Lo cambio con 100, è il voto che io do a Giannelli nella partita contro la Francia. È stato veramente monumentale, è stato, io dico, non ha sbagliato una palla, secondo me è veramente il miglior palleggiatore del mondo, ma non di adesso, io penso che possiamo dire tranquillamente di tutti i tempi, anche perché con l'evoluzione ovviamente della pallavolo, seppur preceduto da fortissimi palleggiatori, adesso con la pallavolo di adesso è sicuramente... Sei d'accordo? Siete d'accordo? Per me sì. Assolutamente. Sì, no, l'altra sera veramente mi ha fatto più di una volta saltare sul divano, ma io, a parte lui che ha fatto veramente cose stratosferiche, mi ha colpito moltissimo la via, e soprattutto in quell'azione quando ha fatto la difesa, poi era messo lì, la palla è andata di là, Gapet ha attaccato direttamente e lui con una semplicità lo ha difeso, e poi si sono guardati e si sono sorriso. Sì, perché è stata veramente una grandissima azione. Secondo me, ovviamente alla fine è andata bene così, però hanno sofferto troppo della mancanza di Ngapet, perché io mi ricordo che una delle ultime interviste che ha fatto la mamma le chiesero appunto che chi secondo lei era il miglior giocatore o che chi avrebbe lei avuto in squadra, e lei disse: io vorrei solo 12 Ngapet, quindi questa la dice lunga, sì. Quindi io ho finito con i numeri. Come vuoi concludere? Tu hai finito tutto o hai finito? No, ho finito con i numeri. Va bene, dai. Ti lascio un po' di spazio. Parliamo con Corrado. Domanda banalissima: dove vuole arrivare Pelligra? Pelligra è malintenzionato, per non dare nessun tipo di pressione, vuole arrivare in alto, molto molto in alto. Cioè, l'idea è quella di arrivare al massimo del risultato, perché
Cioè, quindi lo scudetto, ipotetico scudetto fra 8 anni, sì. Perché no? Insomma, Perché siamo troppo lontani per poterlo dire, ecco, quindi per adesso... Allora andiamo ora cosa? B1 quest'anno. Per ora B1, sì, abbiamo fatto una squadra indubbiamente, inutile nasconderci, una squadra competitiva, una squadra che è tra le favorite, ritengo che insieme a un altro paio di squadre lotterà fino alla fine. Secondo me è un gruppo veramente, veramente forte, sono di parte perché l'ho costruito un pezzo alla volta su tutte indicazioni dell'allenatore Tony Menez, che praticamente è stato scelto perché sicuramente è uno dei grandi conoscitori di questo campionato. Io l'ho incontrato, siamo stati avversari almeno 20 anni, io e Tonio, quindi abbiamo un'amicizia che viene dal fatto di stare in campo contro, diciamo, le sue squadre non sono mai banali. Secondo me è una squadra completa, è una squadra di gente veramente importante, di gente che onestamente è un lusso per la B1. Sembra anche un buon gruppo, ma io dico sempre sembra perché per adesso il pallone è freddo, vediamo quando il pallone diventa caldo, proprio perché alleniamo femminile, quindi diciamo che, parafrasando, vi piace vincere facile, cioè avendo una grande possibilità economica. Sai, il campionato di B1 è un campionato tremendo, io lo conosco veramente bene, perché è un campionato che tu vinci ma non vinci, perché arrivi primo e non vinci il campionato, devi andare a fare ancora i playoff, quindi tu puoi vincere tutte le partite del campionato, è successo varie volte, mi ricordo l'Iserni, mi ricordo l'Accademia Messina che poi ha vinto all'ultimo set del Golden Set, quindi proprio che aveva vinto. È un campionato incredibile da questo punto di vista, perché tu puoi massacrare il campionato, poi ti ritrovi per qualsiasi motivo che nel playoff c'hai un problema, certo, e tutto salta all'aria, tutti gli investimenti, tutto il lavoro fatto. Non solo, devo dire che c'è per esempio Altino che ha fatto una gran squadra, una squadra come noi ha fatto una squadra importante, Marsala che è una squadra di grandissime tradizioni, poi hanno messo insieme le due società di Marsala, e potrei dirne tanti, ci sono campi come Santa Teresa dove è difficile vincere. vincere. Dovete voi fare il vostro campionato e un occhio a tutto il resto per non trovarvi poi impreparati. Indubbiamente, ripeto, non ci nascondiamo che la squadra è sicuramente importante. Penso che la gente di Catania, che in assoluto, io non sono di Catania, sono di Modica, e sicuramente Catania vogliamo o non vogliamo, è la patria della pallavolo siciliana. Cioè, io sono cresciuto con il mito della Lidea e il mito della Paoletti, quindi tutti siamo cresciuti con questo mito, quindi è inutile. Non pensi che comunque... E poi ho avuto il Gerradana, però io poi ho avuto il Gerradana che mi ha aiutato pure. C'eravamo pure lì. E c'ero pure io, Noi ci siamo sempre. Un'ultima cosa, non credi che sia troppo B1, B2, cioè soprattutto da gestire tu come general manager, perché ho capito che tu supervisioni tutto, cioè è un impegno, chiaramente hai i tuoi collaboratori, il tuo staff. Eccezionali, perché io ho la fortuna di avere vicino a me Valeria Di Leo che secondo me è incredibile, non può esistere una persona simile, Ernesto, cioè, ho tanta gente che mi aiuta veramente, ne potrei dire veramente tanti, sì, è molto difficile, però è molto bello, perché la B2 la facciamo con l'Under 18, abbiamo preso un grande direttore tecnico che è Ciro Zoratti, che non è uno banale, ma insomma stiamo parlando di uno dei personaggi più importanti, scuola Bosetti per capirci, abbiamo la B2 che è fatta con l'Under 18, la C fatta con l'Under 16, la Serie D fatta con l'Under 14, quindi c'è un progetto vero sul settore giovanile, un progetto che non subito, ma in capo a 2 o 3 anni, abbiamo preso ragazze da Novara, da Vicenza, abbiamo preso 3 ragazze dalla Calabria, abbiamo 5 ragazze del Club Italia del Sud che giocheranno in Under 18. Un grandissimo progetto da seguire, che noi abbiamo lavorato veramente tanto per crearlo, abbiamo una foresteria che accoglie tutte queste ragazze, quindi c'è un'organizzazione dietro che secondo me raramente c'è stata in Sicilia. Quindi potremmo fare direttamente uno speciale su di voi, avete questa grandissima organizzazione, giocherete al Palabramo? Giocheremo al Palabramo e speriamo che
il palato fine dei catanesi, perché ripeto, essendo di grande tradizione, ci segua, perché avremo bisogno di gente, insomma, avremo bisogno di tanta gente. Siamo una costola del Catania Calcio. Sì, siete una costola del Catania Calcio. Sì, perché il padrone... Invidiatissimi da tutti. Sì, sì. La verità è questa, diciamoci, Sì, che qualcuno diciamo... insomma ha rosicato un po' per questo vostro accordo. Sì, ma io penso che sì, ne beneficiamo tutti. Sì, io sicuramente sono sì. convinto che a cascata ne beneficiamo tutti. Il movimento, E tra parentesi, Ross Pelligra, io ho visto una persona con una passione per lo sport che secondo me non si fermerà all'Accademia Catania Volley, e lui vuole che Catania, cioè è Catania che deve primeggiare, ecco. Ho capito. E quindi sicuramente ai tifosi del Catania Calcio sicuramente avranno anche questa possibilità di... Me lo auguro. È sempre difficile vincere quando c'è quella gente. Tanta gente. Però, però è bello se il palazzetto si riempisse come ai vecchi tempi. Sicuramente molto un aiuto, un aiuto Va bene, cioè, come sempre il tempo non ci basta mai, avremmo bisogno di parlare con Corrado, speriamo di riaverti ospite qui da noi e seguiremo sicuramente il vostro campionato. Buon lavoro. Grazie, grazie a voi, grazie di tutto. Noi in chiusura ovviamente diamo un doppio appuntamento stasera con l'Italia tutti davanti alla TV a vedere la gara super sfida con la Polonia, e noi saremo in onda domani mattina al solito alle 10 con tutti i commenti, tutto il racconto della partita che ci aspettiamo bellissima lì stasera. Grazie a tutti e buona giornata. Ciao. Ciao.